È durata poche ore la fuga del bandito che ha accoltellato un anziano che era entrato nel cimitero di Saletto di Borgo Veneto, che vedete alle mie spalle. Era andato per portare dei fiori alla moglie che è stata sepolta in questo cimitero. Appena entrato è stato aggredito da una persona che voleva rapinarlo. Ha tentato una reazione e per tutta risposta gli sono arrivate delle coltellate al collo e alla schiena. L'anziano per fortuna non è in gravi condizioni, ma la vicenda ovviamente ha destato grande paura nel comune di Borgo Veneto. I carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell'aggressore, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del cimitero. In breve l'hanno trovato nel Veronese, è un quarantenne siciliano, uno sbandato è stato definito. Aveva atteso nel parcheggio del cimitero l'anziano e proprio appena entrato all'interno della struttura l'ha aggredito. Ecco, una situazione veramente preoccupante, risolta però in poche ore dai carabinieri. Oggi, nonostante siano giornate queste di novembre dedicate al saluto dei propri cari nei cimiteri, il parcheggio è praticamente semideserto. In pochi si avvicinano al cimitero, anche se appunto i carabinieri hanno già risolto il caso. Fa un po' paura, no? L'idea che uno viene. La paura l'abbiamo sempre dappertutto, anch'io mi piace un po' girare, se vedo certe persone cerco un attimo di schivarle, diciamo, di Non si allontanarmi. viene tranquilli neanche al cimitero. No, adesso no, 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 assolutamente no. Lei viene spesso qui in cimitero e quindi ha sentito che altri episodi si sono verificati. Sì, ma non solo qua, anche su altri cimiteri, gente anziana che viene a derubare la borsa, che ruba roba in macchina. A lei è mai successo niente, No, per fortuna. però non si sta tranquilli. No, ma non solo qua, per le strade, in centro, ovunque c'è. Non c'è più la percezione della serenità di andare fuori e dire, wow, dove posso andare, soprattutto con una persona anziana.